Si scrive tagliando, si legge rimpasto. Le parole del presidente della regione Renato Schifani, pronunciate 2 settimane fa alla kermesse palermitana di Forza Italia, riecheggiano tra le stanze di Palazzo d'Orleans. Faremo un tagliando alla giunta di governo della regione. Non si tratta di cambiare questo o quella persona, ma di valutare il percorso fatto, la capacità della giunta nel suo complesso e dei singoli assessori di essere efficaci nei rispettivi settori di competenza. Parole come pietre che frullano nella mente di molti. E più di un assessore regionale adesso teme di vedersi sfilare la poltrona. Il timing dettato dallo stesso Schifani per la verifica interna alla maggioranza scatterà all'indomani delle amministrative. La poltrona più in bilico rimane quella dell'assessore leghista alla formazione Mimmo Turano, reo di non essere riuscito a convincere i suoi in quel di Trapani nel sostegno al candidato sindaco del centrodestra Miceli. Bon ton istituzionale alla mano, il presidente chiederebbe alla Lega di indicare un altro nome magari. Voci di corridoio vorrebbero che a prendere il posto di Turano fosse Vincenzo Figuccia, il grande escluso in prima battuta. Tra le poltrone meno stabili ci sarebbe anche quella dell'assessore all'economia Marco Falcone, sul quale pesa l'impugnativa di alcuni articoli della finanziaria da parte del governo centrale e il protagonismo a livello politico, ma è pur vero che sostituire un assessore con mansioni così delicate dopo appena 6 mesi sarebbe scivoloso. Una posizione abbastanza incerta sarebbe quella dell'assessore alla salute Giovanna Volo, che negli ultimi mesi è stata travolta da più di una bufera politica, dai precari Covid in cerca di stabilizzazione alle rimostranze del mondo della sanità privata. Ma il suo è un nome fatto direttamente da Schifani, che potrebbe avere qualche difficoltà a fare marcia indietro, e le nomine dei nuovi dirigenti, in primis quella di Salvatore Iacolino, nuovo commissario del Policlinico di Palermo, sono un elemento che starebbe già potenziando il comparto. I rumors segnalano anche la possibile sostituzione dell'assessore alla famiglia Nuccio Albano. I ben informati ricordano a più riprese che l'ADC di Cuffaro già 6 mesi fa avrebbe preferito il nome degli esterni, salvo poi accettare il diktat schifaniano. In effetti, un punto da chiarire rispetto al paventato tagliando di giunta è relativo al criterio degli assessori eletti, voluto fortemente da Schifani, ma violato da Fratelli d'Italia. Non si esclude che qualche alleato possa far valere il caso dei meloniani come precedente.